La parola di vita di febbraio 2024 è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Cristiani di Corinto, capitolo 16, versetto 14, là dove l'Apostolo dice: «E tutto ciò che fate, fatelo con amore». Questo mese, come lampada per i nostri passi, ci lasciamo illuminare dalla parola e dall'esperienza dell'Apostolo Paolo. Egli annuncia anche a noi, come ai Cristiani di Corinto, un messaggio forte. Il cuore del Vangelo è la carità, l'agape, l'amore disinteressato tra fratelli. La nostra parola di vita fa parte della conclusione di questa lettera, in cui la carità è abbondantemente ricordata e spiegata in tutte le sue sfumature. È paziente, benevola, ama la verità, non cerca il proprio interesse. L'amore reciproco vissuto così nella comunità cristiana è balsamo per le divisioni che sempre la minacciano e segno di speranza per tutta l'umanità. E tutto ciò che fate, fatelo con amore. Colpisce che Paolo nel testo greco esorti ad agire essendo nell'amore, come a indicarci una condizione stabile, un dimorare in Dio che è amore. Come potremmo infatti accoglierci reciprocamente ed accogliere ogni persona con questo atteggiamento se non riconoscendo di essere noi amati da Dio per primi, anche nelle nostre fragilità? È questa coscienza rinnovata che ci permette di aprirci senza paura agli altri, per comprenderne i bisogni e metterci loro accanto, condividendo risorse materiali e spirituali. Guardiamo come ha fatto Gesù, è Lui il nostro modello. Egli, scrive Chiara Lubick, ha sempre donato per primo la salute agli ammalati, il perdono ai peccatori, la vita a tutti noi. All'istinto egoista di accaparrare oppone la generosità, all'accentramento sui propri bisogni, l'attenzione all'altro, la cultura del possesso, quella del dare. Non conta se possiamo dare molto o poco, l'importante è il come doniamo, quanto amore ci mettiamo anche in un piccolo gesto di attenzione verso l'altro. È essenziale l'amore perché sa accostare il prossimo anche solo con un atteggiamento di ascolto, di servizio, di disponibilità. Quanto importante è cercare di essere l'amore accanto a ciascuno. Troveremo la via dritta per entrare nel suo cuore e sollevarlo. E tutto ciò che fate, fatelo con amore. Questa parola ci insegna ad accostarci agli altri con rispetto, senza falsità, con creatività, dando spazio alle loro migliori aspirazioni perché ognuno porti il proprio contributo al bene comune. Ci aiuta a valorizzare ogni occasione concreta della nostra vita quotidiana, dai lavori di casa o dei campi o dell'officina, al disbrigo delle pratiche d'ufficio, ai compiti di scuola, come alla responsabilità in campo civile, politico e religioso. Tutto può trasformarsi in servizio attento e premuroso. Potremmo immaginare un mosaico di Vangelo vissuto nella semplicità. 2 genitori scrivono: quando una vicina angosciata ci ha detto che suo figlio era in prigione, abbiamo accettato di andare a fargli visita. Abbiamo digiunato il giorno prima di andare, sperando di avere la grazia di dirgli la cosa giusta. Poi abbiamo pagato la cauzione per farlo rilasciare. Un gruppo di giovani di Buia, Camerun sud-occidentale, ha organizzato una raccolta di beni e di fondi
per aiutare gli sfollati interni a causa della guerra in corso. Hanno fatto visita a un uomo che ha perso un braccio durante la fuga. Convivere con questa disabilità è diventato per lui una grande sfida perché le sue abitudini sono cambiate drasticamente. Ci ha detto che la nostra visita gli ha donato speranza, gioia, fiducia. Ha sentito l'amore di Dio attraverso di noi, ha raccontato Regina. E aggiunge Marita: dopo questa esperienza sono davvero convinta che nessun dono sia troppo piccolo se fatto con amore. Non c'è bisogno d'altro. È l'amore che muove il mondo. Sperimentiamolo. E tutto ciò che fate, fatelo con amore. The shadows, they are falling here